Vi spiego i termini cornuto e cornuteddu. Siamo davanti ad un termine ambivalente, a secondo verso chi viene rivolto. Oggi lu cornuto per eccellenza è colui che viene tradito dalla moglie o viceversa. Nel passato, invece, le corna erano simbolo di potenza, vanità, vigore e coraggio. Indossavano elmi con corna i Galli, i Germani, Pirro, re dell'Epiro, Alessandro Magno. Nel Medioevo si ha la decadenza del termine grazie ad Andronico I, imperatore di Costantinopoli, il quale, a parte le prevaricazioni e le sopercherie che esercitava nei confronti del popolo, fu un vero e proprio Don Giovanni. Corteggiava tutte le donne che gli andavano a genio, pure se sposate. In questo caso imprigionava i mariti e le possedeva con ogni mezzo lecito e illecito. Dopo la consumazione lasciava delle corna come firma del suo passaggio, un po' come faceva Zorro con la Z. Ecco che da quel momento il marito tradito diventò cornuto. Ci sono delle varianti che vale la pena raccontare: cornuto cundentu o cornuto e becco. Marito che sa di essere cornificato ma non ostacola le voglie extraconiugali della consorte, ugualmente al becco che non contrasta l'amata crapa quando si accosta amorevolmente agli altri becchi. Ma non è tutto, perché l'argomento dei cornuti in Sicilia è variegato. Al cornuto e becco si aggiunge lo cornuto e sbirro, che rappresenta un'offesa ai massimi livelli per chi la riceve. Non solo cornuto, ma puro sbirro, quasi ad indicare quella costante diffidenza che il siciliano ha sempre nutrito nei confronti dello Stato. E poi, dulcis in fundo, cornuto e bastuniato, che si dice di uno doppiamente sfortunato. Se poi cornuto diventa cornuteddu e viene rivolto ad un bambino sperto, vivolo, il significato del termine ritorna all'origine e diventa sinonimo di coraggio, astuzia, vigore.